Decorso senza particolari criticità per il giovane medico specializzando, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda Ospedale Università di Padova, dopo essere stato colpito dal vaiolo delle scimmie. Il giovane aveva presentato i primi sintomi dopo il rientro dalla Spagna, ma i medici del team specializzato nella gestione di malattie trasmissibili ritengono estremamente bassa la possibilità di una diffusione della malattia tra la popolazione. Dobbiamo restare allertati, abbiamo tutti gli organi preposti appunto in allerta e stanno tenendo sotto controllo l'evoluzione. L'unico avvertimento è a fronte di un dubbio meglio andare a contattare un medico. I sintomi nelle fasi iniziali dell'infezione sono molto comuni: febbre, mal di testa e alla schiena, dolori muscolari, spossatezza, gonfiore linfonodi. L'eruzione cutanea compare circa 3 giorni dopo il contagio. La malattia dopo 3 settimane regredisce. 2 i casi in Veneto, a questo di Padova se ne aggiunge uno seguito a Verona, una ventina in Italia. I pochi casi riscontrati finora in ambito nazionale sono da leggersi quindi come fenomeni isolati. Prosegue l'azienda Ospedale Università di Padova. Al lavoro anche l'ufficio di prevenzione dell'ULSS 6 che ha già provveduto al tracciamento dei contatti di lavoro e familiari avuti dal giovane che ora dovranno osservare un periodo di quarantena.